Ma intanto la mia ospite è arrivata, io quindi chiedo ad Andrea di mettere in schermata una sua bella foto, mentre la faccio accomodare, la faccio regolare di cuffia e poi gli faccio la dovuta presentazione. Quindi io direi ad Andrea, eccola qua, quindi nel frattempo le viene. Io vi sto parlando della bellissima Zeudi di Palma, che stamattina ci viene a trovare qui su HTC Targato Napoli. Metti le cuffie. Eccola qua, vedi come sono le cuffie? Bene, vanno benissimo. Vanno benissimo, buongiorno a te. Buongiorno a tutti voi e grazie di avermi ospitata. Allora, voglio dire che da vicino è bellissima, ancora più bella delle foto, e vi voglio leggere la presentazione, tratta proprio questa presentazione dalla sua intervista al Mattino. Sì. Allora, Zeudi di Palma, chi è? Voi mi chiederete da casa, no? Allora, Zeudi di Palma è il fiore di Scampia, è denominata proprio così. E perché? Perché è una ragazza, come vi ho spiegato ieri nelle mie storie Instagram, la ragazza della porta accanto, non ha nulla di artefatto, è così come la vedete, e quindi viene definita il fiore di Scampia. Quindi riparte Miss Italia, la cui finale era stata spostata per 2 casi di Covid tra le concorrenti. Esattamente. E quindi si riaccendono i sogni e le speranze della giovane napoletana. Tra le 20 concorrenti che si contenderanno il titolo nella finale nazionale, che verrà trasmessa in diretta il 13 febbraio in prima serata sulla piattaforma Hot Helbits. Helbits, sì. Esatto. La giovane ventenne di Scampia è una studentessa di sociologia presso la Federico II di Napoli, attiva sia nel campo della moda che nel volontariato. Rappresenterà la Campania con la fascia Miss Napoli, conquistata lo scorso 10 settembre. Una competizione per lei che solo in parte coinvolge l'estetica, perché Zeudi, soprannominata come prima abbiamo detto il fiore di Scampia, portava avanti con determinazione l'idea di un riscatto sociale e culturale del suo quartiere. La madre è fondatrice dell'associazione La Lampada di Scampia, impegnata in attività culturali organizzate sul territorio. Le ha trasmesso un profondo senso civico e un forte attaccamento al quartiere. Entrambe sono convinte che Scampia e la sua comunità abbiano tanto da dare e tanto da dire. La bellezza è tale se risiede anche nei modi di fare e nei contenuti che una persona esprime. Ama ripetere Zeudi, la bellezza risiede nella gentilezza e nell'eleganza. Insiste Miss Napoli 2021 ed è sicuramente negli occhi di chi li guarda. Se è una persona intelligente, vieni definita, e ancora riservata nonostante il lavoro che fai. Vero. Che ti porta spesso sotto i riflettori, sei una ragazza che si è cresciuta con dei valori, del rispetto per gli altri e dell'educazione, consapevole dell'importanza del messaggio che stai trasmettendo agli altri. Costruita su contenuti, desidera rendere orgogliosa la mamma e la sua città, e i napoletani di certo non gli faranno mancare calore e sostegno. Questa è l'intervista. Presentazione incommiabile, insomma. Ringrazio perfettamente. Questa sono io, insomma. Sono una ragazza di 20 anni di Scampia che ha iniziato il percorso nel sociale da quando ero piccola con mia madre. Ieri sono diventata, cioè in questa settimana sono diventata io presidentessa dell'associazione, mia madre ha dato a me la presidenza. La Lampada di Scampia si chiama così proprio perché devono emergere quelli che sono i sogni dei ragazzi, insomma, su quello che è il territorio, non solo di Scampia, insomma, in quelli che sono i territori difficili, cioè Scampia è solo un esempio, insomma. Entriamo nel profondo Sì. dell'associazione proprio della tua mamma. Diciamo, Certo. facciamo capire alle persone a casa che cosa offre questa associazione. Allora, sicuramente offre ciò che magari può essere definito rivoluzionario, ovvero un cambiamento rispetto al passato. I ragazzi vivono la quotidianità in un territorio che purtroppo è quello che è, ma che si fa di tutto per migliorarlo. La rivoluzione risiede proprio nel cambiamento che deve essere dettato da degli stimoli che devono insomma si devono generare nei ragazzi, quindi farli insomma emergere e quindi assurgere ad una posizione migliore rispetto a quella precedente. Esattamente, quindi voglio dire che è un'iniziativa veramente Sì, importante. certamente. Abbiamo fatto molti festival come quello Canoro, anche nell'ambito della moda. Io ho iniziato infatti a 12 anni con le vele in moda, organizzato da mia madre e altre persone che hanno dato modo appunto di creare un qualcosa di nuovo, innovativo in un territorio come quello di Scampia. Come nasce il tuo amore per la moda, per questo L'amore settore? per la moda nasce proprio da questa sfilata qui. Ho iniziato da quando avevo 12 anni a sfilare, a fare vari shooting, poi all'età di 20 anni, dopo la situazione Covid di fermo di 2 anni, mia madre ha detto: Zeudi, perché non vai a Miss Italia? Magari
per gioco, sai, partecipa. Infatti è nato tutto per gioco, poi sono arrivata alla finale dopo le provinciali, le regionali, la prefinale nazionale di Miss Italia. Con la fascia di Miss Napoli sono giunta dunque in finale, che si terrà il 13 febbraio sulla piattaforma Il Beats Live. Racconta come possono fare per scaricare questa piattaforma, viene scaricata, Certamente, giusto? viene scaricata su App Store o Play Store, dipende chi ha iOS oppure Android, e tramite chiaramente questa applicazione si avrà la possibilità di registrarsi e successivamente chiaramente inserirsi nell'app e quindi guardare in diretta streaming oppure successivamente la registrazione della finale. La finale sarà in diretta, però specifichiamolo, sempre il 13 febbraio verso la sera, tarda serata, insomma. Ah, ok, Sì, quindi sì. Poi verranno dette tante scaricate, altre esattamente, informazioni. scaricate e soprattutto seguitela sulla sua pagina Instagram, così Sì, potete Zeudi di restare, Palma. esatto, sempre aggiornati su quello che succede, per poterla comunque seguire e per far sentire a Zeudi tutto il supporto di tutto il popolo napoletano, perché ringrazio. veramente è un orgoglio per noi Grazie, grazie avere mille. una ragazza che, voglio dire, viene proprio da Scampia, la così tanto criticata Scampia. Esattamente. Sai che noi siamo un po' criticati non solo Sì. per Scampia, non so se hai seguito Sanremo, ti faccio un Certo. aneddoto praticamente, dove c'è stata quella cantante che ha cantato la sua canzone in modo un po' neomelodico. Diciamo che è stata proprio discriminata al massimo. ciao, insomma. La No, non rappresentante è di ciao lista. ciao, Ah. no, la rappresentante di lista è arrivata a settima. Ah, ok. Ti sto parlando di Anna Mena. Ah, Anna Mena, è arrivata ok, la perfetto. prima volta nella classifica generale al 25esimo posto. Ah, ok. Dopodiché si è aggiudicato il 25esimo posto un ragazzo, Tananai, e al 24 è andata Anna Mena. Tutto ciò l'hanno additata e discriminata Sì, in tutti sì. i modi, proprio perché ha cantato questa canzone in maniera molto neomelodica. Ah, ecco. Quindi infatti l'hanno già fatta un sacco di storie, la vogliamo Cosa al diciamo castello, insensata, perché comunque il nome Esattamente. melodico mi sembra deriva dalla nuova melodia, quindi comunque Esattamente. musica è al di là di tutto. Può piacere o no. Esattamente, quindi ecco perché dico, noi ecco a Scampia abbiamo delle eccellenze, Sì. della moda, della musica, dell'arte, insomma, e dobbiamo venire ecco screditati solo perché magari c'è chi parla male di un genere, di Esattamente, persone, di un esattamente. quartiere Vero. che purtroppo non è fiorente come diciamo. Ma che lo si può rendere sicuramente ma lo si col può tempo. rendere, esatto, perché a mo' visivo diciamo non si vede, dice, vabbè, mamma mia, le vele, mamma mia, Scampia, chissà che persone ci abitano. La qua invece nomea, no. giustamente. Esattamente. Solo nomea è un'etichetta che ci hanno messo, che Esattamente. noi dobbiamo far sì che venga tolta. Tutto Quindi per questo. noi è un orgoglio che una persona che fa parte proprio di Scampia, Sì. il posto più criticato nel mondo, oserei dire, rappresenta noi, rappresenta Napoli, Certo, certo. in un concorso così quotato, così ambito Vero, da è tante Miss Italia, ragazze. sì, è vero, che è ambito, Miss Italia. sì. Andrea, io ieri avevo preparato anche un video che proprio ce la raffigura, ce la rappresenta e ci mostra un pochettino lei, oltre queste bellissime foto, ci hai mandato anche dei contributi video che adesso Andrea manderà, eccoli qua. Sì. Buonasera a tutti, sono Zeudi di Palma, ho 19 anni e sono di Scampia. Oggi stasera, concorro con il numero 18 e ho vinto che sul il turno la fascia di Miss Bimaccio. Vorrei essere Miss Napoli perché oltre penso di avere delle caratteristiche fisiche molto mediterranee, ma al di là di questo sono una ragazza di Scampia, attivista sul territorio di Scampia e ogni napoletano ha uno spirito filantropico di aiutare il prossimo ed è quello che vorrei fare con questa fascia, tramite questa fascia, quello che mi potrebbe permettere di fare magari allargando ancora di più i miei orizzonti. Che bello, che bello, che bella Molto rappresentazione. emozionata, ero molto emozionata. Eri emozionatissima, Sì, sì, tante sì. persone. ci Adesso guardano. quanto sei emozionata per il 13 febbraio Sì, alle porte siamo agli praticamente. sgoccioli, sì. Alle porte, poi c'è stata anche una situazione Covid che ha fermato, la finale doveva esserci il 19 dicembre, poi ci sono stati dei casi Covid, abbiamo dovuto fermare il tutto, però il 13 finalmente arriverà questo fatidico giorno. Come vivi la competizione? Bene, perché
la competizione tra le ragazze, io ho sempre fatto i concorsi anche in precedenza, poi sono arrivata successivamente a Miss Italia. L'ho sempre vissuta bene perché sono sicura di me stessa, ma non del lato estetico, proprio dei contenuti che magari posso dare, nella dialettica che potrei avere nel parlare giustamente, o comunque nella personalità che ho rispetto ad altre ragazze. Ognuno è diverso e la bellezza è soggettiva fondamentalmente, quindi puoi piacere come non piacere. Ecco perché i concorsi sì sono belli, però non è la vincita che definisce la tua persona alla fine, neanche una fascia. Quindi è una competizione sana la tua. Sì. Insieme anche, penso, alle altre ragazze che concorrono insieme a te. Vero. E raccontaci un pochettino prima del 13 febbraio cosa saranno le cose che dovrai fare prima di poi arrivare, ecco, finalmente al giorno. Allora, in pratica penso che faremo delle prove una volta arrivate a Venezia. L'11 partiremo fino al 13 che ci sarà la finale. Faremo delle prove perché Miss Italia ha un nuovo format, non è soltanto un concorso di bellezza, ma appunto va ad inquadrarsi in quello che è il concetto di sostenibilità e benessere. Ecco perché si svolgerà sulla piattaforma Elbitz, che si rifà un po' anche a quelli che, tra virgolette, sono i monopattini che troviamo per strada. Appunto la sostenibilità, quindi un concetto che va ad incorniciare quello che è il nuovo format. Faremo delle prove che non si sa però su cosa saranno incentrate, lo scopriremo soltanto quando arriveremo. Una volta ovviamente fatto quest'ultime verranno assegnati dei punteggi a tutte le ragazze che influenzeranno chiaramente quelli che saranno poi i voti finali della finale. C'è intanto la nostra teleradioascoltatrice che scrive: bravissima, le donne napoletane sono bellissime. Sì, questo sì, certo. E noi la ringraziamo, e ci sono tante altre persone che ci stanno scrivendo sotto la diretta, poi dopo andiamo a raccogliere un po' di messaggi. Intanto spieghiamo da casa, facciamo finta che io sono una ragazza. No, sono una ragazza e voglio partecipare anche io a questo concorso. Spieghiamo da casa come si fa ad arrivare, quali sono i vari step che ti portano poi ad arrivare dove si è arrivati. Io sono una ragazza, esco, oggi voglio fare questa cosa. Adesso lei ci spiegherà come ci si arriva, per tutte le nostre amiche che ci ascoltano da casa, perché abbiamo un sacco di ragazze che ci ascoltano. A volte forse manca proprio a volte il coraggio, forse sono sfiduciate, non sono sicure di loro stesse, quindi tendono a nascondersi. Magari c'è qualcuno che stamattina ti ascolta e vuole intraprendere questo percorso. Sarei proprio tu ad indicare quali sono i vari step da affrontare. Quindi ti do la parola. Allora, secondo quella che è stata la mia esperienza, giravo su Facebook, ho incrociato per caso un link dove mi ha riportato a questa sorta di contatto che poi ho chiamato per riferirmi giustamente a qualcuno che mi potesse dare indicazioni su a chi dovevo rivolgermi per partecipare al concorso di Miss Italia. Ho conosciuto poi Antonio Contaldo, che è il responsabile di Miss Italia Campania, che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo concorso. Ho fatto le provinciali, dopo le provinciali ho vinto la fascia di B-Match, sono andata al 3° posto, poi ho fatto le regionali e ho preso la fascia di Miss Napoli, andando chiaramente a prendere una delle fasce come ad esempio anche Miss Rocchetta. Successivamente le regionali mi hanno dato la possibilità di andare, quindi superati questi 2 step, alle prefinali nazionali che si sono tenute poi a Roma, e una volta passate anche quest'ultime siamo state scelte 2 della Campania, tra l'altro, e siamo andate poi alle finalissime nazionali di Miss Italia, che si terranno appunto il 13. Ok, aspetta, voglio leggerti un altro messaggio. Dice: tanti auguri a questa ragazza, io pure sono di Scampia e ne sono fiera. Qui a Scampia abbiamo tante belle cose e a noi ci invidiano di tutto ciò. E quindi la salutiamo, Amalia, che ci scrive questo bel messaggio. Ma io invece volevo sapere un'altra curiosità, no? Anzi, lanciamo un messaggio molto importante per tutte le ragazze, ecco, che intraprendono questi percorsi. Questione dieta, questione alimentazione. Questo è un messaggio molto importante che dobbiamo dare, perché le ragazze che ci seguono pensano che poi il troppo a volte storpia, lo sappiamo. Quindi diciamo, diamo anche un'indicazione su come... Allora, sicuramente un'alimentazione deve essere corretta, ma corretta non significa
significa che bisogna esagerare sul non mangiare oppure fare quelle diete drastiche. Bisogna rivolgersi sicuramente ad un nutrizionista o dietologo che vi darà delle indicazioni giuste ed esatte su come dovrete poi affrontare il vostro dimagrimento oppure viceversa. Che vi darà la possibilità di migliorare sì il vostro fisico, ma soprattutto la vostra autostima, che è importante. Rispetto a quella che invece è stata, diciamo, la mia esperienza per quanto riguarda le diete, io non ne ho mai fatte, cioè sono di costituzione così, però qualche volta magari per la pelle tendo a fare diete perché magari, non so, la cellulite, ritenzione idrica, queste cose qui, tendo a fare diete per migliorarmi, ma perché bisogna depurare comunque quello che è l'organismo, quindi mangiare pulito, verdure, bollito, insomma, però mangiare comunque il giusto, non poco. Mangiare nella maniera corretta, ecco, non cibi, spazzatura e così via. Facciamolo passare questo messaggio che è molto importante, perché ci sono ragazze che poi pensano che per fare questa carriera devono fare totalmente il digiuno, oppure non va così, non funziona così. Esattamente, e proprio infatti perciò ve l'ho fatto dire da lei, perché comunque voglio dire, chi meglio di lei può spiegare un attimino come poi bisogna comunque sempre accompagnare con bere tanta acqua e fare tanto allenamento ad una dieta per vedere poi dei risultati, quindi allenarsi, mangiare bene, bere tanto, dormire anche bene sono cose fondamentali per acquisire una buona condizione fisica, insomma. Esattamente. C'è un'altra nostra amica che scrive complimenti a questa bella ragazza, lei è Sterina De Luca, che ti saluta ancora. Ti ringrazio, gentilissima. Se dovessi vincere, dedicherei sicuramente la vittoria a mia madre per prima cosa, poi al territorio di Scampia e a tutte quelle persone che magari vivono tutti i giorni e subiscono discriminazioni, perché capisco le difficoltà che vivono e le sofferenze che magari hanno dentro e devono sempre parlarne con tutti e mai sentirsi criticati o giudicati per una cosa che sono, che hanno oppure che sentono appunto di essere. Ok, prima di farti l'ultima domanda, io volevo capire una cosa. Questo concorso, no? Dopo ti daranno ovviamente un premio. Questo premio consiste in? Questo premio consiste probabilmente in dei contratti lavorativi che faremo poi successivamente, sempre nel contesto moda, insomma, nell'ambito della moda. Non si sa ancora di preciso perché Miss Italia quest'anno è tutta una sorpresa. Ci diranno fino all'ultimo, insomma, quindi vediamo. Il tuo sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto. Se dovessi, oppure anche se non dovessi vincere? Certo, al di là di questo, sicuramente non è questo il mio sogno nel cassetto, nel senso, la vittoria ben venga. Io già ho vinto di mio arrivando alle finali e essendo appunto una ragazza che si vuole sempre migliorare e migliorare anche le persone che stanno attorno, soprattutto in un territorio così difficile. Il mio sogno nel cassetto è rendere orgogliosa mia madre al di là di quello che farò, perché ciò che voglio lo scoprirò negli anni, perché a 20 anni non si sa ancora cosa si vuole di preciso, insomma. Il messaggio che vuoi lanciare a casa? A casa? A tutti quanti? A tutti. Qui siamo a casa. Okay, c'è una famiglia dietro RCC Mercato Napoli. Il mio motto è vivi e lascia vivere, semplicemente. E noi quindi vi invitiamo a scaricare l'applicazione, ricordamela, Helbits Live. Helbits Live, dove la possono scaricare, l'abbiamo già detto, su App Store, Play Store. E poi successivamente seguire la diretta. Esattamente, seguite la diretta del 13 di febbraio e sosteniamo tutti insieme la nostra Zeudi di Palma, che è veramente il fiore all'occhiello della nostra tanto discriminata Scampia, ma lei veramente brilla di luce propria. Io ti ringrazio per essere stata qui con me. Grazie mille, io faccio il tifo per te. Un abbraccio e buona giornata. Un bacio, ciao Zeudi.